Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata della città che vorrei. Questa sera vi presenteremo ben 3 liste, quindi rimarrete con noi sintonizzati fino alle 22:40 e come sempre c'è modo per voi da casa di inviarci SMS o WhatsApp con le domande che poi noi porremo ai nostri ospiti al numero 348 2111 373. Iniziamo dunque questa lunga serata con la prima lista ed è la lista Rinascita Civica Partecipare Vittorio, che è una delle 5 della coalizione della candidata a sindaco Mirella Bagliana. Buonasera agli ospiti qui in studio, abbiamo il capolista Alessandro De Bastiani. Buonasera, grazie dell'invito. E la candidata Barbara Frassinelli. Grazie, buonasera anche buonasera. a lei. Allora, sono le 21:01, abbiamo 24 minuti di tempo con la lista Rinascita Civica Partecipare Vittorio. Parto da lei, De Bastiani. In questi 5 anni lei è stato consigliere comunale di opposizione nel gruppo Rinascita Civica Partecipare Vittorio, che è lo stesso della candidata sindaco Mirella Bagliana. Quindi per lei è naturale ora sostenerla in questa corsa al municipio di Vittorio Veneto? Beh, direi che è più che naturale. Quando si è aperta la consultazione con gli altri gruppi del centro-sinistra, noi abbiamo portato come nostra proposta la candidatura di Mirella Bagliana, che è stata confrontata con le altre proposte e alla fine, dopo un lavoro di analisi, di dibattito e di confronto, è emersa la candidatura di Mirella, che adesso stiamo portando avanti tutti quanti uniti. Ecco, voi rappresentate questa sera a Frassinelli la lista Rinascita Civica Partecipare Vittorio, qui allora lei e De Bastiani siete 2 dei candidati, la lista però complessivamente contiene 16 nomi. Ci dice un po' chi compone la squadra? Certo. Allora abbiamo 2 volti noti e storici, uno appunto è Alessandro De Bastiani e l'altro è Alessandro Mognol, noto anche per il suo impegno con i quartieri, soprattutto di Serravalle Sant'Andrea. Abbiamo poi le omonime, al femminile abbiamo 2 Alessandre, Alessandra Piccin e Alessandra Zoppas. La prima è impegnata soprattutto nella parte nord di Vittorio perché fa parte della Proloco di Nove San Floriano e l'altra invece si occupa di agricoltura e quindi delle belle risorse. Abbiamo poi dei giovani, il più giovane della nostra lista è Andrea Taffarel, impegnato all'università ma anche massaggiatore e atleta. Abbiamo poi Martina Dal Coll, che invece è attiva a livello sociale, diciamo culturale, ecco, perché ha una propria locazione turistica e comunque impegnata nel verde e nell'ecosostenibilità. E poi Alberto Scattolin, storico barista, insomma volto noto di Vittorio. Abbiamo poi Donato Fiume, un ex insegnante che ora collabora attivamente insomma nell'insegnare la lingua italiana agli stranieri, ai ragazzi immigrati. Poi ci sono io che sono un'infermiera, opero sul territorio e sono stata nel consiglio di quartiere di Serravalle Sant'Andrea insieme a Sergio Bagliana, molto noto anche lui nel vittoriese. Abbiamo poi Gianluca Piccin, geologo professionista e fratello di Alessandra Piccin. Abbiamo un altro volto storico che è Rio Gardan, fotografo della nostra città. E abbiamo poi Antonella Piccin, delegata della fabbrica l'Electrolux, anche lei precedentemente impegnata nei consigli di quartiere. Bruno Marchetto, impegnato anche lui nel sociale e attivista in Lega Ambiente. Finiamo con Tiziano Santucci,
ingegnere, ex docente e attualmente attivo nella CGIL, e Antonella Pianca, sommelier e attiva nel settore enogastronomico. Quindi una squadra che è un po' uno spaccato della società civile vittoriese, squadra che De Bastiani andrete a presentare pubblicamente sabato 1 giugno in biblioteca, un'occasione anche per parlare di Villa Papadopoli, e invito ora la regia a preparare il video, perché in quella serata, in quel pomeriggio, dopo ci dice l'orario, ci sarà anche l'occasione di vedere alcuni video inediti su Villa Papadopoli, e questa sera vediamo una piccola anticipazione. Ecco, il video si chiude, De Bastiani, con Entrate in villa con noi. Cosa ci dice di questo appuntamento di sabato? Beh, invito tutti a partecipare e a cogliere l'occasione di vedere appunto dei video inediti che riguardano Villa Papadopoli, un tema che a noi è molto caro, che abbiamo portato avanti da anni, e possiamo dire che noi comunque queste elezioni in qualche modo le abbiamo già vinte, perché mentre fino a un anno fa eravamo gli unici a sostenere che una delle priorità, se non la priorità di Vittorio Veneto, era il recupero di Villa Papadopoli, adesso sembrerebbe che il tema sia entrato nelle preferenze di tutte le liste, quindi già questa per noi è una grande soddisfazione. Daremo modo, l'occasione di vedere alcuni filmati, uno molto bello, suggestivo, che descrive la bellezza della villa con delle riprese aeree fatte col drone, e l'altro invece più angosciante, probabilmente vi porteremo all'interno della villa e vedrete il disastro e lo squallore in cui è tenuto quell'edificio. Questo allora sabato 1 giugno a partire dalle 17:30. Dalle 17:30 fino alle 19 noi saremo in biblioteca, all'interno della biblioteca ci saranno i filmati che verranno proiettati di continuo, mentre noi saremo fuori a fare un colloquio in compagnia di Lorenzo da Ponte, con il quale scambieremo alcune opinioni sulla situazione, soprattutto di Ceneda, e sarà l'occasione per presentare chi vorrà vedere i nostri candidati che abbiamo nominato in questo momento. Entriamo ora nel vivo del vostro programma, perché come tutte le liste anche voi avete contribuito al programma della coalizione di Mirella Bagliana. E lei, Frassinelli, ci ha detto poco fa che è un'infermiera. Immagino che quindi il tema della sanità, e pensiamo al nostro ospedale di Costa, sia una tematica che come Rinascita Civica Partecipare Vittorio avete portato all'attenzione della coalizione. Ecco, come l'avete declinato questo tema? Allora, intanto è il nostro primo punto del programma, è stato messo proprio come primo punto la sanità. Io personalmente, lavorando sul territorio, noto grande difficoltà da parte di alcuni cittadini, soprattutto i più anziani, che necessitano di essere seguiti un pochino meglio, diciamo, ecco. Per cui sarebbe auspicabile riuscire ad avere una sinergia tra i servizi sociali del comune e i servizi sanitari, quindi l'assistenza domiciliare, e se si riuscissero a integrare e a collaborare attivamente queste due parti, sicuramente il cittadino più bisognoso sentirebbe di essere preso un po' più in carico e di sentirsi anche da un lato protetto.
E la tematica, so che come anche gruppo in questi anni, anche in Consiglio Comunale, avete posto l'attenzione su un depotenziamento dell'ospedale di Costa. Ci sarà modo, insomma, se l'amministrazione sarà quella di Mirella Bagliana, di in qualche modo invertire la rotta? È quello che ci si auspica. Non possiamo promettere aperture di reparti attualmente chiusi o promettere altre cose. Quello che mi sento di dire è che ci sarà sicuramente l'impegno di provare a far sentire anche la voce del Comune a livello di ULSS e Regione. Quello che abbiamo inserito tra i nostri punti della sanità è proprio quello di riuscire a creare una collaborazione tra i comuni limitrofi, quindi Vittorio e tutti quelli della Vallata, eccetera, in modo da riuscire a far sentire una voce un pochino più forte, una presenza davvero presente anche a livello appunto di istituzione di ULSS e poi di Regione, quindi di portare avanti dove possibile migliorie per l'ospedale che insomma è un punto di riferimento non solo per Vittorio ma per tutto il circondario, sì. E De Bastiani, altro tema caro alla sua lista, se non sbaglio, è il tema della cultura. Sì. Che priorità vi siete dati in questo ambito? Cultura che vuol dire musei, vuol dire biblioteca, vuol dire scuole. E noi abbiamo sollecitato in questi anni una maggiore intenzione, soprattutto per esempio per il sistema museale di Vittorio Veneto, che sappiamo è il più importante della provincia di Treviso, però a nostro avviso è carente nell'offerta. Puntualmente tutte le estati a luglio e agosto denunciamo il fatto che i nostri musei sono per lo più chiusi durante la settimana. Vediamo anche le foto che ci ha portato. Ecco, questa per esempio è una foto recente, questa è una scolaresca e c'è la maestra che sta illustrando le bellezze e i quadri della chiesa di San Lorenzo. È un lunedì mattina, quindi lunedì mattina sappiamo che è la giornata in cui Serravalle c'è il mercato e quindi c'è un certo movimento, e questa maestra, piena di buona volontà, sta spiegando appunto ai suoi giovani allievi cosa potrebbero vedere dentro ma che non possono vedere. La stessa cosa succede, questa è una foto scattata per esempio a mezzogiorno e mezzo di una giornata di agosto, nel periodo di Ferragosto, nella settimana di Ferragosto, dove in tutte le città, tutti quei comuni che hanno qualcosa da far vedere si prodigano per tenere aperto. E invece purtroppo a Vittorio Veneto si soffre di questa decadenza. Dico do solo un dato: nell'anno 2000 il Museo del Cenedese in un anno faceva quasi 6.000 presenze di visite in un anno. Nel 2022 ha fatto 1.200 accessi. E quindi basta questo dato per capire che la situazione non è sostenibile. E quindi cosa fare? Cosa proponete voi? Beh, sicuramente per esempio sarà da affrontare il tema del museo archeologico, chiuso da più di 20 anni, che conserva un patrimonio preziosissimo, non solo per la città ma per tutto il comprensorio, e poi bisogna sedersi attorno a un tavolo e capire come mettere in rete e far funzionare meglio questo nostro patrimonio che è fondamentale. Ci arrivano da casa già delle prime domande. Allora la prima, dopo vedete voi chi dei due vuole rispondere. Gestione della macchina comunale. Si parla di una persona da inserire per cercare i fondi europei, ma il resto si è parlato di difficoltà e carenza del personale. Come pensate di riorganizzare? Il Comune ha cercato di inserire nuove risorse dopo che durante l'amministrazione Tonon non aveva tendenzialmente fatto assunzioni. Ma la vostra idea? Quindi il tema è quello dell'organico del municipio. Il Comune, l'ultima amministrazione, quella Miato e Posocco, ha tolto risorse
alla voce stipendi per dipendenti. L'ultimo che abbiamo denunciato sono quei circa 20.000 euro che sono stati tolti appunto da quella voce per metterli nel campo della comunicazione. È stato fatto un bando per la comunicazione, 20.000 euro sono stati tolti dai fondi per dipendenti, ecco. E c'è la possibilità di fare nuove assunzioni, ma soprattutto c'è la necessità di riorganizzare la macchina, dare motivazione e fiducia agli operatori dipendenti, perché non ci vuole una macchina che funzioni per far funzionare, non bastano i politici per far funzionare il comune, ci vuole tutto l'organismo. Altra domanda arriva da casa e riguarda le fontane del centro che ancora non funzionano. Chiede un telespettatore cosa ne pensate. Posso dirlo io? Certo. Pensiamo che il motivo delle fontane che non funzionano va a monte. Nel momento in cui, negli anni, erano amministrazione Scottà, e la gestione dell'acquedotto pubblico è stato tolto dal comune per portarlo in un consorzio sovracomunale, qualcuno si è dimenticato di mettere delle clausole che riguardassero le fontane di Vittorio Veneto, che prima appunto venivano alimentate con l'acqua del nostro acquedotto e quindi non entravano in bolletta. A causa di questa dimenticanza, ora l'acqua delle fontane entra nella bolletta comunale e quindi tutta l'acqua che viene adoperata si paga. Non ci sono dei sistemi di riciclo, per cui si preferisce, oggi siamo a domani l'altro è giugno, e le due fontane che sono l'attrazione del centro, dei giardini, no? Sono ancora lì ferme incappucciate per motivi probabilmente economici. Mm-hmm. Torniamo alle priorità della lista Rinascita Civica Partecipare Vittoria. Abbiamo sentito sanità, abbiamo parlato di cultura. Frassinelli, cosa c'è poi nella vostra lista di priorità? L'attenzione a una città più verde e più sostenibile, per cui si pensa di potenziare le piste ciclabili già esistenti e adeguarle e crearne di nuove, soprattutto nelle zone in cui queste sono carenti, e mantenere in modo più decoroso sicuramente tutta la parte verde. Stasera proprio c'è anche l'incontro sul Parco del Meschio con Mirella e quindi insomma cercare di dare un decoro migliore anche a tutta la parte verde, che ne abbiamo tanta e vale la pena insomma occuparsene. Certo. E parlavano adesso appunto del Parco del Meschio, queste aree ex militari devastiani di cui la città è entrata in possesso, penso anche oltre all'ex Gotti, all'aerocampo di San Giacomo di Veglia. Cosa farne secondo voi? Ma l'aerocampo di San Giacomo di Veglia sicuramente è una zona importante alla quale bisognerà dare una destinazione adeguata. Però, noi diciamo in questo momento non è la priorità della città. Voglio dire, la priorità è sì il campo da rugby, che stanno aspettando da quanto? 10 anni, penso, e che gli hanno promesso una volta da una parte e una volta dall'altra, però sono ancora senza una sede adeguata. Però una volta risolto il problema del campo da rugby, che probabilmente potrebbe trovare posto anche in zone più centrali, doveva andare alla Gotti ma poi è saltato anche quello, l'aerocampo di San Giacomo sicuramente non ha la necessità e la priorità che hanno i problemi di Ceneda, che vuol dire piazza di Ceneda, biblioteca al limite dell'inagibile, anzi togliamo il limite, lo sappiamo che è in condizioni quasi del tutto inagibili, non accessibili ai portatori di problemi, e il Papadopoli. Quindi se esistono delle priorità trentennali, inutile che
noi pensiamo di risolvere quelle che ci sono capitate 2 o 3 anni fa. Andiamo per ordine e cominciamo con le cose più importanti. Quanto alle politiche per la famiglia, Rinascita Civica Frassinelli come intende affrontarle? Sostegno alle famiglie, anche ma alle giovani, alle nuove generazioni di vittoriesi? E cercando, si è parlato tanto di tutti i locali sfitti che abbiamo in città e quindi c'è un po' quell'idea di poterli recuperare e di agevolare insomma le nuove famiglie nascenti. Altra domanda ci arriva da casa, De Bastiani, meglio un ballottaggio contro Braido o contro Prosocco? Beh, questa è una domanda a cui non so rispondere. Sicuramente noi andremo al ballottaggio, appunto l'incognita sarà chi dei due, Prosocco o Braido, ma io credo che i cittadini sappiano valutare quello che è stato fatto. Voglio dire, Prosocco e Braido rappresentano 20 anni di governo a marchio leghista con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, dalle buche sulle strade al declino della nostra città. Quindi io non credo che dovrebbero avere tanti dubbi sulla scelta. Quindi o l'uno o l'altro, io credo che la scelta giusta alla fine sia quella di Mirella Bagliana. Parlava prima Frassinelli del tema dell'ambiente, immagino sia anche collegato al tema del consumo del suolo e ci arriva una domanda: siete favorevoli all'ampliamento della zona industriale ad ovest della ferrovia, quindi nell'area oggi verde? Allora, io sono poco pratica di questa materia, se tu hai dati più... C'è un'area a nord, cioè, di là della ferrovia, che era già prevista sì, come insediamento produttivo. Con una variante è stata tolta, ma con l'idea di rimetterla. Voglio dire, se ci fosse la necessità di nuovi insediamenti, quello probabilmente è il posto adeguato. Non è il caso, a nostro avviso, di intaccare per esempio il Parco Dan, che è l'unico polmoncino verde all'interno dell'area industriale, che può andare a servizio sia degli operatori, degli operai, di chi vive quotidianamente la zona industriale, sia, come è stato in tutti questi anni, dei giovani che d'estate hanno la necessità di organizzare i loro spettacoli, i loro incontri, i loro festival. Ok, sono già le 21:23, una domanda da casa con una risposta lampo. San Giacomo, come vedete il progetto attorno all'ex scuola Sauro, quindi il progetto della nuova farmacia comunale, o forse attorno intende l'abbattimento delle barriere? Chissà cosa voleva dire il telespettatore. Beh, attorno, cioè la soluzione della farmacia nell'ex scuola Sauro mi sembra che sia opportuna e anche stata condivisa anche dalle minoranze. Si tratta di magari rivedere nel dettaglio alcune cose, ma insomma penso che quella sia la strada da percorrere. E per chiudere, anche per voi la canonica domanda: perché votare l'8 e il 9 giugno per la lista Rinascita Civica Partecipare Vittorio, e quindi a sostegno di Mirella Bagliana? Posso ripetere? Allora, perché? Ripeto per quello che ho detto prima, cioè i risultati dei 20 anni dell'amministrazione leghista è sotto gli occhi di tutti, sicuramente sono deludenti, sicuramente i vittoriesi non sono contenti dello stato delle cose e lo manifestano tutti i giorni, il degrado della città è evidente e l'impegno di Mirella Bagliana in questi 5 anni di amministrazione è stato riconosciuto da tutti quanti, anche dai nostri avversari politici, e quindi secondo me è un investimento sulla squadra di Mirella Bagliana, perché attenzione, non è che noi non siamo dell'idea dell'uomo solo al comando, come magari qualcun altro sembra preferire.
una squadra guidata da Mirella Bagliana sicuramente potrà dare dei risultati, i risultati sperati per Vittorio Veneto. Grazie dunque ad Alessandro De Bastiani e a Barbara Frassinelli, qui stasera in rappresentanza della lista Partecipare Vittorio Rinascita Civica. Grazie. Ora una breve pausa e torniamo presentandovi la lista Fratelli d'Italia. A tra poco. Rieccoci in studio, ora spazio alla lista Fratelli d'Italia, che è una delle 5 che sostiene la coalizione del candidato sindaco Giovanni Braido. A presentare lista, squadra e programma questa sera in studio abbiamo il capolista Thomas Toffoli e con lui Fabio Denardi. Buonasera. Buonasera. Buonasera ai vittoriesi.
Allora anche qui attendiamo le vostre domande da casa via SMS o WhatsApp, il numero 348 21 11373. E con la lista Fratelli d'Italia abbiamo a disposizione 24 minuti. Parto da lei, Denardi. Lei era stato annunciato un mese fa circa come il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, quindi per una eventuale corsa in solitaria. Poi c'è stato il passo indietro e verso il sostegno del candidato sindaco Braido, quindi per un centrodestra quasi tutto unito. Perché ecco questo passo indietro e perché il sostegno a Giovanni Braido? Allora, perché più che altro, inizialmente non dovevamo neanche, diciamo, presentare il nostro candidato sindaco, noi puntavamo su un centrodestra unito, che è anche quello che Giorgia Meloni continua a sostenere al governo, il centrodestra deve essere unito. Poi sappiamo tutti quello che è successo a Vittorio Veneto e abbiamo visto un po' la rottura del centrodestra, quello che è successo con la Lega, con Tony Darè, e ancora non si trovava la quadra, diciamo, per trovare una coalizione. Così era stato chiesto a ogni partito di dare un nominativo, eventualmente di un candidato sindaco, nel caso non ci fosse stata questa famosa unione tra i partiti, nel caso ogni partito dovesse correre in solitaria. Quindi abbiamo visto che la Lega ha dato il suo nome, anche Forza Italia aveva accennato il suo nome, così anche noi abbiamo accennato il nostro nome e Thomas ha deciso di puntare appunto sul mio nome. Quando poi a livello regionale è stata fatta la quadra, ovvero l'alleanza tra Lega e Fratelli d'Italia, io sono stato ben più felice di sostenere Giovanni Braido, anche perché all'epoca anch'io ho avuto modo di fare 2 mandati con Giovanni Braido, quindi ho avuto modo anche di lavorare insieme, per me è stato veramente un onore di rientrare in squadra e di sostenerlo. Ecco, allora Toffoli, perché quindi Braido è il candidato sindaco giusto per la città di Vittorio Veneto? Penso che ho fatto le scelte giuste di fare appunto il passo indietro e ringrazio Fabio Denardi per aver naturalmente accettato che io e Fabio stiamo lavorando molto bene, abbiamo lavorato bene durante questi mesi per il bene del centrodestra. Noi siamo il centrodestra, il vero centrodestra unito come il governo a Roma con Giorgia Meloni. Infatti abbiamo il filo diretto con Roma e Giorgia Meloni e proprio a Vittorio Veneto abbiamo la possibilità di fare e di cambiare. Abbiamo scelto l'uomo giusto che è Giovanni Braido, che ho approfondito la sua conoscenza in questi giorni proprio per la campagna elettorale. È una persona determinata, capace, intelligente e che secondo me è il momento di cambiare a Vittorio Veneto proprio con Giovanni Braido. E Toffoli, allora lei, abbiamo detto, è il capolista, ma è anche il coordinatore del locale circolo vittoriese di Fratelli d'Italia. Chi fa parte della squadra, della lista di Fratelli d'Italia? Allora, anche nella lista di Fratelli d'Italia ho cercato di inserire in ogni settore la persona giusta che fosse all'altezza e alla guida dei settori importanti di Vittorio Veneto. Abbiamo una squadra un'equipe di medici, abbiamo 3 medici proprio per il settore sanitario, il dottor Salemi, la dottoressa Pipitone e anche la neolaureata dottoressa Salemi. Sappiamo che abbiamo le problematiche delle lunghe liste d'attesa e quant'altro, quindi abbiamo inserito appunto questi medici per dare svolta e aiutare appunto i cittadini di Vittorio Veneto. Poi abbiamo anche Martina Giraldi che è sul settore più che altro eventi, moda e cultura, dove puntiamo anche noi a Vittorio Veneto per il rilancio dell'economia attraverso il turismo, ma le iniziative appunto culturali dove abbiamo inserito questa giovane donna di Vittorio Veneto, Martina Giraldi. Maggiormente sono giovani, però abbiamo anche delle persone di una certa età che sostengono le problematiche degli anziani e anche delle persone disagiate, perché non bisogna dimenticare le persone più fragili, e Fratelli d'Italia sarà molto attenta anche su questo fronte. Un occhio di riguardo abbiamo anche chi rappresenta la disabilità, purtroppo, e Stefania Gava, penso che vivendo questa appunto situazione di disabilità è stata una scelta importante che da parte mia inserirla appunto perché possa lavorare sulle barriere, le problematiche che ci sono ancora oggi a Vittorio Veneto per aiutare le persone disabili. Quindi attenzione ai vari punti, ai vari settori, e penso di averci appunto azzeccato.
Denardi, Fratelli d'Italia è innegabile che sia insomma, il partito che attualmente insomma, viaggia con le percentuali più alte in Italia e al governo, come l'avete sottolineato voi. Ecco, sentite il peso di questa responsabilità a livello locale di rappresentare Fratelli d'Italia? Non è proprio un peso, anche perché avrete notato che nella città non ci sono tanti manifesti di Giorgia Meloni. È stata una decisione proprio del partito, perché la vera campagna elettorale la sta facendo Giorgia Meloni al governo. Quindi penso che vedere quello che sta facendo sia la miglior campagna elettorale per Vittorio Veneto. Quindi noi siamo anche felici di rappresentare un governo, noi siamo vicini al governo, tanto vero che abbiamo i contatti diretti con Giorgia, con i ministri e con tutto il governo. Questo ci apre eventualmente le porte nel caso ci dovesse essere bisogno anche di raccolta fondi oppure di accelerare i tempi, andando direttamente da loro che ci diano una mano per accelerare i tempi sia a livello di raccolta fondi, burocrazia. Quindi la vicinanza col governo per noi è molto importante, e anche il fatto di sostenere Braido per noi vuol dire che se il sindaco ha bisogno di un sostegno, Fratelli d'Italia c'è, alza il telefono, chiama il governo ed è molto più vicina rispetto magari avere una giunta che deve entrare per la porta principale, che come anche oggi diceva Giovanni Braido, si riesce a parlare col portinaio è già tanto, insomma. Allora, l'ha appena detto Denardi, avete i contatti diretti con il governo. Toffoli, proprio nei giorni scorsi lei ha incontrato il ministro Urso, che è il ministro quello con delega al Made in Italy, e poi anche il deputato Donzelli, che è il coordinatore, se non sbaglio, a livello nazionale del partito. E poi ha dichiarato, lei Toffoli, che il governo c'è per un futuro termale e culturale di Villa Papadopoli. Ecco, in che senso? Ecco, io ringrazio appunto la vicinanza del governo attraverso i nostri parlamentari. Ho avuto l'onore di incontrare il ministro Urso del Made in Italy e ha dato anche belle novità che punteremo alla produzione dei fotovoltaici in Italia, che non provengano solo dalla Cina, e quindi su questo fronte è importante e interessante, ma tutelare anche il Made in Italy qui a Vittorio Veneto attraverso le aziende e le nostre iniziative. Ringrazio anche l'onorevole Donzelli, che sta vedendo il nostro lavoro e mi ha detto continua così, che noi ci siamo per il candidato sindaco Braido, quindi diamo massimo sostegno. Ho raccontato anche all'onorevole Donzelli riguardo Villa Papadopoli, una struttura importante a livello culturale che da molti anni è portata sempre in campagna elettorale, però purtroppo mai risolto questa problematica. Noi abbiamo appunto in cantiere il progetto per la realizzazione di un centro termale e curativo, anche di benessere, però collegato sempre al settore alberghiero e anche culturale, coinvolgendo le associazioni che stanno vivendo oggi alla rotonda di Villa Papadopoli. Quindi il governo ha dato massima disponibilità alla ristrutturazione, alla sistemazione di questo palazzo storico. Il contesto merita, e quindi con questa nuova opera realizzata porteremo sicuramente il turismo, e che sarà di rilancio all'economia di Vittorio Veneto e del Duomo di Ceneda. Mi permette di dire una cosa importante per il Duomo di Ceneda, dove abbiamo questa piazza importante, che non accada come San Giacomo, dove purtroppo hanno costruito delle aiuole così improvvisando e creando un po' di disagio a livello di viabilità. L'obiettivo di Fratelli d'Italia non è realizzare iniziative del genere, ma mantenere così, diciamo, le piazze, magari creare un decoro urbano ma non creare degli impedimenti. Creiamo appunto, sistemiamo queste strutture abbandonate e creiamo, diciamo, qualcosa di interessante a livello culturale e turistico. Lei ha citato San Giacomo, ci arrivano da casa delle prime domande, proprio una riguarda San Giacomo. Scrive questo telespettatore: Braido ha parlato di non voler investire sull'aviocampo e preferisce essere più concreto puntando sulle piscine. Ma voi avete parlato di fare degli investimenti proprio sull'area di San Giacomo, cosa vorreste fare? Ma non è che il candidato Braido non ha detto di no, perché comunque siamo in contatto e ogni giorno parliamo delle nostre iniziative. Appunto Fratelli d'Italia è di supporto a Giovanni Braido e è una persona appunto che ascolta e valuta bene
per il miglioramento di Vittorio Veneto. Giovanni Braido sa che abbiamo a cuore il rilancio di Vittorio Veneto e attraverso un palafiere, come abbiamo inserito nel nostro programma elettorale, proprio all'Avio Campo, che è all'ingresso della città di Vittorio Veneto, punto di riferimento per l'economia e per questa iniziativa di un palafiere per portare fiere internazionali e quant'altro, affiancando sicuramente anche a delle attività sportive, ma anche creare appunto degli eventi internazionali. Quindi sì, ci ha detto facciamolo, andiamo avanti, e quindi è una nostra iniziativa che portiamo avanti come Fratelli d'Italia e è secondo me necessaria. Abbiamo esempio i paesi vicini, Santa Lucia di Piave con la fiera, cosa porta al paese e anche ai paesi limitrofi. Godega di Sant'Urbano lo stesso, diciamo Vittorio Veneto farà molti eventi, naturalmente essendo una città importante, quindi si farà appunto il palafiera all'Avio Campo. Ecco. Voleva aggiungere qualcosa, De Nardi? Volevo aggiungere tra l'altro che è vero che Giovanni Braido dà priorità alle strade, alla piscina, però parlando appunto con i fondi che abbiamo a disposizione in comune, perché non dimentichiamo che anche in comune i soldi ci sono, quindi utilizziamo intanto i soldi del comune per dare priorità a quello che ha detto Braido, poi noi con l'aiuto del governo tramite i fondi che arrivano dal PNR e dall'Europa e dal governo puntiamo appunto anche a investirli sulle zone tipo San Giacomo e altri progetti che abbiamo inserito appunto nel programma elettorale. Altra domanda da casa, la faccio a lei, De Nardi. Fratelli d'Italia viene data nei sondaggi molto più forte della Lega. Nel caso di vittoria della coalizione, voi foste la componente più importante. Quali sarebbero le vostre richieste verso il sindaco? Chiede il telespettatore. Allora, sappiamo benissimo che i sondaggi danno alle europee Fratelli d'Italia come primo partito, anche a Vittorio nelle ultime elezioni Fratelli d'Italia è stato il primo partito, noi ci auguriamo che comunque Fratelli d'Italia sia il primo partito. Noi con Giovanni Braido non pretendiamo nulla perché noi siamo abituati a lavorare in squadra e coalizione, quindi una volta che se sarà eletto Giovanni Braido sarà lui stesso a decidere chi vorrà nella sua squadra, perché non è detto che voglia per forza qualcuno del partito, può anche prendere delle persone esterne, dei professionisti esterni, comunque per la giunta non si guarda un po' la componente politica, quindi starà poi a Giovanni Braido decidere, parlare con me, con Toffoli e con tutti quelli che sono i professionisti che saranno poi dedicate alle aree all'interno del comune. E Toffoli ci ha detto che uno dei contributi che ha dato appunto Fratelli d'Italia è quello dell'Avio Campo come polo fieristico. Certo. Altri contributi che sono arrivati da Fratelli d'Italia per la coalizione, quali sono? Beh, sicuramente la prima iniziativa sarà la sistemazione delle asfaltature, delle strade, dell'arredo urbano, decoro urbano, la viabilità senza dubbio. Diciamo un'altra cosa importante che giustamente in questi giorni ho avuto modo di andare per le case e parlare anche con i pensionati, tipo anche a Formeniga, ci dicono, dovrei verificare se il fatto sussiste, ma comunque mi hanno detto che hanno tolto il collegamento, che c'era un autobus che collegava fino al mercato il lunedì. Quindi queste cose non devono accadere, se sono accadute noi vogliamo riportare questa disponibilità di questo mezzo perché gli anziani possano anche venire al mercato. È ovvio che Formeniga è un po' distaccata, anche se è sotto il comune di Vittorio, però è ovvio che quelle zone vanno comunque più aiutate sicuramente e sentire di più anche i cittadini le loro esigenze e i loro bisogni. Quindi noi siamo appunto per aiutare i cittadini, soprattutto anche in queste zone un po', sì, fra virgolette, un po' abbandonate. Le periferiche. Esatto, come quando anche è un problema quando piove, che ci sono queste stravaganze, mi hanno segnalato anche sempre lì a Formeniga dei acquazzoni, che nelle strade non si può più circolare per il deposito di acqua perché i tombini non ricevono più, quindi i cittadini sono mobilitati dopo segnalazioni in comune, dopo 6 mesi hanno deciso appunto loro di pulirseli, e quindi questo è importante che la nuova amministrazione, se avremo la fortuna appunto di governare assieme a Giovanni Braido, sarà un'amministrazione comunale che andrà tra il popolo e tra i cittadini a parlare e capire cosa serve, cosa c'è, essere presenti. Sì, in questa tornata elettorale ho voluto un po' informarmi un po' di più rispetto alle altre volte, anche addirittura in comune ho approfittato un attimino mentre stavo vedendo un po' il discorso delle documentazioni elettorali.
la cosa che è un po' il tema dolente di tutti è il discorso della lunga lista d'attesa, non in ospedale ma per la carta d'identità, di capire come mai le tempistiche eccetera. Allora ho chiesto agli impiegati cosa fosse che non andassero. La cosa importante è che servono più computer, ma non un computer normale, un computer che deve mandare il Ministero da Roma e personale da aggiungere, quindi questa è una cosa che noi andremo a fare per evitare lunghe code e avere le cose un po' più in tempi rapidi, come la burocrazia naturalmente. Cioè i dipendenti comunali stanno facendo un buon lavoro, però è ovvio che vanno sostenuti con le attrezzature e con personale, quindi noi essendo al governo riusciamo a avere tempi più brevi per avere l'attrezzatura e dare sostegno anche con altro personale. De Nardi, da casa, proprio su questo tema, uffici comunali, cosa cambiereste? Come riorganizzereste la macchina comunale? Allora, attualmente la macchina comunale sappiamo che è composta da più fronti. Il primo problema sono appunto gli uffici comunali, perché purtroppo sappiamo c'è l'anagrafe che è chiusa un giorno a settimana, ci sono delle lunghe liste d'attesa per fare la carta d'identità, per poi non parlare anche, io sono d'accordo con la tecnologia perché sono un imprenditore del settore tecnologico, però trovo inutile chiedere a un anziano di 70-80 anni di prenotare online l'appuntamento per andare in ufficio anagrafe. Cioè bisognerebbe avere uno sportello dedicato agli anziani che eventualmente gli aiuta a prendere le prenotazioni e comunque fare in modo che gli uffici siano accessibili a tutti gli orari del giorno, anche a disponibilità di chi lavora, perché trovarmi l'anagrafe chiusa un giorno alla settimana, l'appuntamento all'ufficio tributi, perché comunque non dimentichiamo che i commercianti hanno bisogno di recarsi in comune e purtroppo gli orari sono quelli e non è che possano chiudere la bottega per stare un po' anche agli orari del comune. Poi anche il discorso polizia municipale, io ho avuto modo di andare all'ufficio polizia municipale, non è possibile che si arrivi davanti alla porta chiusa e ci si trovi un cartello con scritto chiamate per prendere appuntamento. Io ho dovuto telefonare e farmi aprire la porta da qualcuno che comunque era all'interno perché avevo bisogno urgente di parlare con loro. Questo posso capire perché siamo sotto personale negli uffici comunali, siamo sotto personale con le forze dell'ordine, questo è uno dei punti di cui Braido sta puntando, anche la sicurezza, perché purtroppo siamo sotto personale anche con le forze dell'ordine e quindi bisogna cercare di dare un servizio al cittadino, che siano presenti gli uffici, che ci siano degli orari opportuni in base anche alla disponibilità dei cittadini stessi. Questo sarà il primo punto che noi andremo a lavorare eventualmente insieme alla squadra di Giovanni Braido. Ok, Toffoli, altra domanda da casa. Cosa ne pensate delle scritte inneggianti al sindaco Braido apparse 2 giorni fa sui muri privati e pubblici, anche storici, della città? Beh, è ovvio che dispiace che sia accaduto questo, ma penso che qui i partiti non c'entrino nulla, sono secondo me delle ragazzate che sono avvenute come quando vanno a staccare i manifesti o quant'altro, quindi sì, dispiace, però appunto no. Speriamo che in poco tempo si possano cancellare e così insomma. Ecco, vorrei ricollegarmi riguardo alla sicurezza. Fratelli d'Italia sarà per il potenziamento delle forze dell'ordine. Visto l'aumento della criminalità organizzata a Vittorio Veneto ultimamente, con i furti in casa che sono aumentati, ma anche fatti di vandalismo come appunto la rottura della vetrata al quadrilatero e queste situazioni, ecco, secondo me bisogna essere, cioè, e non è proprio, diciamo, che secondo me l'uomo giusto anche qua, Giovanni Braido, essere un tantino un po' più rigidi, un po' più severi in questi atti che commette, sì, eventualmente qualche cittadino, e verso anche la criminalità organizzata. Ecco, noi abbiamo il vantaggio che abbiamo anche il nostro ministro che ci rappresenta a Roma tramite Fratelli d'Italia e quindi abbiamo appunto un vantaggio anche su questo per chiedere il potenziamento delle forze dell'ordine. Il ministro Nordio, che verrà anche nei prossimi giorni a fare un sopralluogo a Vittorio Veneto, questo è un altro dei temi fondamentali che porterà avanti Vittorio Veneto. Ecco, a differenza degli altri sindaci passati, eccetera, secondo me Braido è un sindaco che può veramente fare, può veramente cambiare e è il momento di dare una svolta a Vittorio Veneto. Arriverà, allora, detto Nordio, arriverà anche Giorgia Meloni a Vittorio Veneto. Allora, Giorgia Meloni mi ha scritto personalmente un'email perché tra la guerra in Ucraina e
lungo il confine a Gaza, ci sono parecchi problemi e molte problematiche, quindi è difficile che, però mi ha scritto per il momento non verrò, ma senz'altro sarà mia premura venire a Vittorio Veneto. È ovvio che se vinciamo sarà ancora più scontato l'arrivo di Giorgia Meloni, però la cosa bella è che noi sabato partiremo in corriera e andiamo a incontrare Giorgia Meloni in Piazza del Popolo per la conclusione della campagna elettorale, quindi andremo a incontrare lei, però domani andiamo a incontrare la sorella di Giorgia Meloni, capo dell'organizzazione della segreteria di Fratelli d'Italia a Mogliano, quindi siamo in continuo contatto con il governo appunto per risolvere molte problematiche di Vittorio Veneto che abbiamo a cuore e che con Giovanni Braido veramente si può cambiare, si può dare di più. Sono le 21:51, abbiamo ancora 4 minuti. Allora, Denardi, altra domanda da casa. Se doveste vincere, quali sono le 3 priorità che chiedereste al sindaco Braido? Prima di tutto la sicurezza, quindi abbiamo visto la zona quadrilatero, metterla in sicurezza, vediamo se è il caso di mettere delle telecamere, una guardia, però il quadrilatero deve essere messo in sicurezza, perché abbiamo visto anche i negozi stanno scappando, la gente ha paura, la sera la gente non si sente sicura. Poi il decoro urbano assolutamente è una cosa da mettere a posto, ma un lavoro fatto bene, non cercare di rattoppare come stanno facendo in questi giorni per fare un po' di campagna preelettorale, tappare qualche buca, qualche fontana, qualcosa, investire una buona parte dei soldi disponibili e mettere veramente a posto la città come si deve. Terzo punto, iniziare a lavorare sulle piscine comunali, perché non è possibile che se vogliamo fare anche portare qui degli eventi sportivi a livello nazionale, internazionale, quello che sarà, non abbiamo nemmeno una piscina decente da presentare. Quindi questi saranno i 3 punti dove Giovanni Braido avrà il pieno apporto da Fratelli d'Italia. Altra domanda flash da casa, turismo e bed and breakfast. Toffoli, cosa puntare con le Olimpiadi a Cortina? Infatti, grazie alle Olimpiadi, però purtroppo le precedenti amministrazioni comunali di Vittorio Veneto, appunto questa amministrazione non si è preparata, non ha pensato al potenziamento della ricettività alberghiera. Tant'è vero abbiamo in centro a Vittorio l'albergo, l'hotel El Terme, che purtroppo è chiuso, non si sa, quindi secondo me l'amministrazione comunale deve chiedere anche alla proprietà e capire perché c'è questa situazione. Bisogna aumentare appunto la costruzione di nuovi alberghi, nuovi bed and breakfast. Attraverso il governo Meloni daremo una mano a chi vuole appunto incentivare questo settore. Sicuramente, avendo le Olimpiadi prossime e essendo vicine a Cortina, bisogna appunto potenziare questo tipo di attività. Senza dubbio ci saremo per questo fronte. Ecco, ultimi 2 minuti, quindi la domanda anche per voi canonica finale: perché l'8 e 9 giugno votare per la lista Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco Braido? Non so chi dei due vuole rispondere. Fratelli d'Italia perché sarà determinante per il cambiamento, siamo una squadra di lavoratori, abbiamo bisogno di politici che escano a risolvere i problemi della città, dei cittadini, essere a fianco del popolo di Vittorio Veneto. Abbiamo ancora un minuto, quindi se vuole... Sì, noi sappiamo benissimo cosa sta facendo Giorgia al governo, sappiamo benissimo le idee che ha Braido per rilanciare la città, noi le appoggiamo al 100% e possiamo essere veramente un aiuto, contatto diretto con il governo per aiutare Giovanni Braido e creare una squadra veramente, come dice Braido, ricominciamo da qui, ricominciamo da quello che abbiamo lasciato 15 anni fa e veramente da quel punto andiamo avanti per veramente portare Vittorio Veneto a una città che sia veramente attrattiva, sia in fatto turistico, sia per una buona qualità di vita e soprattutto che sia una città sicura e dove i cittadini veramente possano essere fieri di dire io vivo a Vittorio Veneto. Grazie dunque ai rappresentanti della lista Fratelli d'Italia, Thomas Toffoli e Fabio Denardi. Grazie a voi e buon voto a tutti. Votateci, una garanzia, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia per Braido sindaco. Ora dunque una breve pausa e rientriamo con l'ultima lista di questa sera, che è Rete Civica per Vittorio Veneto. A tra poco.
Rieccoci in studio, proseguiamo quindi con la terza lista e ora spazio quindi a Rete Civica per Vittorio Veneto che sostiene la candidata a sindaco Luisa Camatta. Questa sera qui nei nostri studi, bentornata Luisa Camatta. Grazie. E per il gruppo di Rete Civica c'è anche Mauro Della Coletta che è il portavoce e il segretario, se non sbaglio, giusta la dizione. Corretto. Ecco, ricordo che a ciascuna coalizione abbiamo assegnato un tempo di 120 minuti che viene suddiviso per il numero delle liste, quindi nel caso della candidata a sindaco Luisa Camatta che ha una sola lista, per lei ci sono a disposizione tutte e due le ore, quindi l'avremo ancora una volta ospite. Come sempre c'è la possibilità di inviarci da casa le vostre domande via SMS o WhatsApp al numero 348 2111 373 e abbiamo questa sera 40 minuti, quindi fino alle 22:40. Parto da lei, Della Coletta. Abbiamo già avuto ospite, come ho detto in precedenza, la lista, ma lei cosa ci dice di questa squadra di Rete Civica e soprattutto della candidata sindaca? Beh, la squadra si è costituita quest'anno, ma la nostra Rete Civica, l'impianto civico, è qualcosa che nasce già nel 2004 con Carlo Casagrande e che ha proseguito il suo cammino per tutti questi anni. Ci siamo riorganizzati come lista civica per queste elezioni e dopo un lungo consulto abbiamo individuato nella figura di Luisa Camatta la persona che faceva il caso nostro. E perché abbiamo scelto lei? Perché abbiamo messo davanti a tutto il bisogno di un rinnovamento della classe dirigente. Quando senti una cittadina che dice sono tutti uguali, non cambiano mai, percepisci che c'è bisogno di dare uno scossone, di dare una prospettiva diversa, di trovare qualcuno che sia fuori dagli schemi. E Luisa è il personaggio che è fuori dagli schemi. E perché fuori dagli schemi? Perché a differenza delle altre liste civiche, le quali sono dirette da una segreteria di partito e quindi non hanno una libertà, la nostra non ha questo vincolo, non lo possiede. Noi non rispondiamo da alcun partito, anzi, come Luisa esplicitava nelle precedenti puntate, all'interno della nostra lista civica sono riunite diverse provenienze ideologiche, chiamiamole così. La cosa bella è che lei è riuscita a farle concertare tutte assieme ed è così che forse vengono avanti i progetti più come dire, interessanti, corposi, utili, perché nascono veramente dall'ascolto del cittadino e non si fossilizzano su un'identità partitica particolare che premia un tipo di elettorato piuttosto che un altro. Questa è la novità. Quindi se il cittadino, e questa poi lei arriverà alla fine chiedendomi perché votare Luisa Camatta, lo sto già dicendo qui perché. Se vogliamo veramente rinnovare la classe dirigente dobbiamo dare fiducia a queste nuove figure. Lei nella sua figura riassume quello che è lo spirito di tutta la squadra, riassume proprio l'indole politica di tutta la squadra. Penso di aver risposto esaustivamente. Ecco, una squadra variegata, Camatta, e all'interno abbiamo sentito adesso da Della Coletta anime diverse e anche nazionalità diverse. Penso soprattutto alla nazionalità macedone. Lei recentemente ha comunicato che la sua lista ha il sostegno della comunità macedone, italiana ovviamente. Se non sbaglio c'è proprio anche un candidato che rappresenta questa comunità. Ci dica qualcosa di più. Certo, questa è una cosa che mi onora profondamente, che ci onora tutti,
perché questa comunità conta nel nostro territorio circa 200 persone, tutti in regola, tutti che lavorano e che addirittura sono talmente dedicati alla loro opera lavorativa che fino adesso non si sono interessati di politica. Come spesso succede agli immigrati, anche nel nostro caso, anche gli italiani che vanno all'estero, molto spesso prima sono, diciamo, attenti a formarsi una loro magari sicurezza lavorativa, a riunire la famiglia e solo dopo magari partecipano alla vita civica e all'azione politica. Così è stato per loro. Ma attraverso l'opera del loro portavoce, che è Shakirowski, il mio candidato consigliere Sevdail, detto Stefano Shakirowski, ha riunito proprio tutte queste anime e ci sono 3 generazioni, pensi, proprio gli anziani che sono arrivati qui molti anni fa, la generazione di mezzo che sono gli attuali lavoratori, moltissimi sono nel comparto dell'edilizia, quindi tantissimi hanno proprio edificato case, pezzi di case, vialetti in tutta la città. E adesso anche ovviamente i figli che stanno prendendo piede sul territorio, ma la cosa bella è che per la prima volta votano. Quindi loro erano già in possesso chiaramente della tessera elettorale, ma non avevano mai esercitato il diritto di voto. E questo mi rende molto orgogliosa perché noi come Rete Civica intercettiamo tantissimo anche le persone che fino adesso si sono astenute magari dal voto e tutte quelle, come in questo caso, che addirittura lo esercitano per la prima volta. Quindi per noi è semplicemente un onore avere un pluralismo di questo tipo, non solo tra italiani magari di provenienza partitica diversa, categorie diverse, ma anche in questo caso nazionalità diverse. Peraltro Shakirowski non è neanche l'unico, perché abbiamo anche 2 consiglieri, candidati consiglieri che hanno una doppia nazionalità, cioè quella brasiliana, cioè sono nati, o meglio in Brasile, adesso hanno la doppia cittadinanza statunitense ed italiana. Quindi siamo molto orgogliosi di questo perché ancora una volta mettiamo insieme veramente tante differenze, però nel momento in cui ci troviamo anche alle riunioni è bello perché vengono fuori le idee di tutti, le sensibilità di tutti, le esperienze di tutti, perché appunto anche questi miei 2 candidati consiglieri ne hanno viste tante in giro per il mondo e portano tante esperienze anche proprio con una caratura internazionale. Vorrei aprire e chiudere una piccola parentesi. Il vero pluralismo, la vera democrazia sia nel pluralismo delle forze in campo, delle menti in campo, altrimenti diventa una dittatura monocorde. Attraverso il confronto, secondo me, si realizza una situazione molto più feconda e questa è un'altra indole che caratterizza la nostra linea politica, la nostra moralità politica, motivo per cui noi non abbiamo mai pensato agli altri candidati sindaci come avversari, bensì come rappresentanti di altre forze politiche. Per noi sono altre forze politiche, il che significa che si può instaurare un dialogo. E questo lo penso soprattutto in virtù di un fatto. Ho potuto leggere i programmi delle diverse liste che concorrono con noi in questa campagna elettorale e ho notato per alcuni punti una convergenza con il nostro programma elettorale, il che mi ha reso veramente contento. Non avrei un altro termine per esprimere questo, perché significa che siamo stati bravi e che siamo capaci di trovare un punto di incontro anche con forze politiche che apparentemente sembrano molto distanti da noi per ideologia e per percorso. E questo punto di incontro, se non sbaglio, lo si vede anche, magari vi seguo i commenti, insomma, in questo periodo di campagna elettorale dei vari candidati sui social. Il vostro non è un attaccare, ma è un confrontarsi. Sì, la verità si fa nel discorso. Questo è stato il grande monito del mio maestro Mario Rugenini all'Università di Venezia, nei miei anni di filosofia.
la verità si fa nel discorso, e diceva che proprio il motore del linguaggio, del dialogo, è il fatto che i parlanti, quando sono assieme, non si intendono o non si parlerebbero affatto. Attraverso le parole noi nominiamo le cose. C'è una bellissima poesia di un verso mi pare la nona elegia duinese di Rainer Maria Rilke, che dice: siamo qui per dire albero, casa, colonna, tutt'al più, e fa l'elenco di altre parole, di altri termini, e dice, e prosegue poi: ma per dire, intendilo bene, ciò che le cose intimamente mai credettero d'essere. Quale motore più forte del linguaggio è questo? È il linguaggio che ci lega, enarché enologos, diceva qualcuno. Entriamo adesso nel concreto di questo vostro programma per la città. Intanto ci arrivano delle domande da casa. La prima: Serravalle e Vallappisina, quali sono le vostre priorità? Cioè intendono tra l'una e l'altra, No, o il comparto Serravalle nord, diciamo? e per Vallappisina. Allora, è molto interessante questa domanda, perché proprio la scorsa settimana, questa settimana che si sta chiudendo, sono stata in entrambi i posti a parlare con le persone del posto. In particolare a Serravalle ho colto proprio tutta una serie di semplici cose che, unite alle grandi per esempio riorganizzazione del sistema museale, ad esempio musei aperti anche d'estate negli orari per esempio di pausa pranzo, strada ovviamente rimessa a nuovo perché in questo momento purtroppo c'è proprio tutta un'ondulazione molto pericolosa, ma accanto a questo mi hanno riferito per esempio la mancanza di un bancomat, cioè banalissima cosa che uno dice vabbè, però i turisti, per esempio, da fuori, se non trovano dove prelevare, vanno male anche a spendere, voglio dire. Oppure servizio taxi assolutamente insufficiente, quindi molto spesso questi turisti, magari anche che hanno l'albergo lontano, devono chiedere al gestore del locale di telefonare, o magari se loro hanno il cellulare, di telefonare alla struttura ricettiva per farsi venire a prendere. O non so, i ciottoli che da via Roma cadono per esempio sulla strada principale, e mi ha riferito una signora insomma che gestisce un locale pubblico che uno di questi ciottoli, ovviamente con i pneumatici delle macchine, è partito via e le è arrivato sul tendone del bar. Cioè per fortuna che le è arrivato sul tendone, perché se c'era una persona sotto era finita, quindi ci sono tante cose che si possono fare. Un'idea che per esempio mi è venuta oggi parlando proprio con una persona a Serravalle, per esempio si parla tanto di piste ciclabili, anche nei giorni scorsi abbiamo visto questa opera diciamo di rigenerazione urbana proposta dalla lista Posocco, diciamo, hanno fatto questo evento all'interno del Policarpo Cerruti e vedevo che c'è un progetto diciamo di creazione di una pista ciclabile esterna. Ben venga. Un'altra cosa che si potrebbe fare, prendendo esempio per esempio da altri comuni come possono essere Mestre o Treviso, che l'ha istituito proprio da poco, è quel servizio di bike sharing, per esempio. Chiaramente nella nostra zona devi mettere delle biciclette per il circuito cittadino, ma anche delle biciclette elettriche, perché abbiamo un territorio collinare, sì, chiaramente, quindi, però ecco, quello sarebbe un ottimo modo per dare poi anche uso proprio alla pista ciclabile e favorire anche una, come dire, una circolazione più sostenibile. Vallappisina, quello che abbiamo lì è una natura meravigliosa, abbiamo questo comparto diciamo dei laghi che sono un unicum al mondo, che sono veramente poco valorizzati, anzi mi viene da dire che a parte il lago Morto, che insomma c'è una gestione, quindi in qualche modo è la spiaggetta dei Vittoriesi, insomma, e gli altri due laghetti poverini sono proprio abbandonati, quindi ben venga questo diciamo fondo PNRR che è stato intercettato, però lì serve proprio tutta una cura diversa. Ad esempio si può prendere esempio da Revine, che ha creato appunto il Lago Film Fest, è stata una donna tra l'altro a proporla e a svilupparla, e hanno reinventato completamente la fruizione del territorio in un'ottica turistica culturale. Quindi voglio dire, perché non imparare da chi ha già
fatto delle opere di questo tipo e rilanciare anche il nostro territorio, abbiamo tutte le condizioni per farlo. Certo. Dico una cosa Sì. sulla Valle Appisina. Io ricordo quando ero bambino che la Valle Appisina era un territorio molto fiorente, era un'altra piccola Vittorio prima che transitasse l'autostrada, aveva alberghi, ristoranti, poste, mi pare anche un medico, una farmacia, se non ricordo un'edicola. E adesso con mio grande rammarico tutto questo non c'è più. Mi piacerebbe, ma questo è un mio sogno personale, che non ricordo neppure se è nel programma, che si potesse recuperare un po' di tutto questo per dare vitalità a quell'ambiente. Ovviamente bisogna vedere le disponibilità che può avere un comune, soprattutto di tipo finanziario e non solo quello, ci sono tante cose da vedere. La mia non è una promessa, è semplicemente un sogno, ciò che mi piacerebbe vedere da cittadino vittoriese e da uno che la Valle Appisina la vive parecchio e molto spesso e a cui ci è affezionato, perché è una porzione di territorio, come dire, dove ho le mie radici. Sì. È stato sottolineato anche più volte in questi anni in Consiglio Comunale come la Valle Appisina sia un territorio che dà tanto, dall'acqua all'energia elettrica, alla viabilità, ma però dall'altro abbia ricevuto e riceve poco in confronto. È una zona periferica che è stata col tempo abbandonata e lasciata decadere, non c'è mai stato un piano di recupero come dire, significativo e che avesse veramente l'intenzione di far risorgere questo ambiente. Non so in che termini sia possibile, però questo è tra i miei sogni. Noi in programma per esempio abbiamo inserito 2 vie percorribili, una è chiaramente un rapporto concertato pubblico-privato, nel senso che alcune cose, per esempio un servizio pubblico migliore, penso per esempio a degli autobus, non magari con servizio a chiamata come è stato appunto proposto e verrà sperimentato quest'estate, ma proprio un servizio fisso, perché chiaramente tu puoi ripopolare una zona solo se i servizi già ci sono. E dall'altra parte, quindi appunto questo può farlo il comune, ma poi chiaramente serve che anche l'iniziativa privata venga favorita. In che modo? In 2 modi diversi. Per quanto riguarda gli esercizi pubblici o i negozi o comunque le attività private, si possono trovare degli sgravi fiscali per esempio, quindi delle agevolazioni. Stessa cosa per chi decide di acquistare un immobile o restaurarlo in quell'area, ci sono tanti strumenti che si possono istituire per favorire chiaramente. Un'altra cosa che mi sento di dire, parlavo proprio con un abitante della zona dei Laghetti Blu, è una mia amica, e mi diceva che per esempio quando ci sono frane e quindi la strada, quella principale, è chiusa, purtroppo non è mai stato attuato, ma neanche un confronto con la società autostrade, per esempio, per permettere agli abitanti nei periodi appunto di emergenza, di chiusura per la frana, di usufruire del tratto autostradale, ad esempio senza pagare il pedaggio. Mi parrebbe francamente il minimo, considerando che comunque il passaggio dei piloni dell'autostrada non solo ha contribuito al deperimento dell'area, ma ha anche alterato paesaggisticamente tutto il territorio, quindi almeno quella piccola compensazione data al cittadino mi parrebbe doverosa, quindi se non è stato pensato allora, diciamo, potrebbe essere pensato oggi. Altra domanda da casa la pongo a lei della Coletta: impianti sportivi, tralasciando la piscina di cui si è già ampiamente parlato, quali sono le vostre idee? Firmato Marco. Ma qui le nostre idee spaziano dal campo da rugby a possibili campi da calcio che si possono realizzare. La cosa fondamentale è comprendere quali sono le esigenze delle società sportive e che cosa si fa. Bisogna incontrarle, bisogna sentire quali sono appunto, le esigenze che le diverse società sportive, in base al tipo di sport, insomma, hanno, e poi cercare di stilare un piano che preveda la messa in atto di ciò che chiedono.
non c'è altra soluzione. Quindi il E primo allora, passo è l'ascolto. Sicuramente la prima mossa è sempre l'ascolto, perché come amministratore, cioè non io amministratore, un amministratore voglio dire, se non è capace di ascoltare le esigenze dei cittadini, degli elettori, non può amministrare. Sicuramente non li accontenterà mai tutti, però le società sportive sono quelle dove noi mandiamo a divertirsi nell'infanzia, magari i nostri figli, sono anche punti dove si realizza una certa formazione, una certa educazione, sono valvole di sfogo, sono anche trampolini di lancio per chi un domani può diventare un campione nelle diverse discipline che lo sport offre, quindi non sono aspetti trascurabili, ma se prescindiamo dall'ascolto non si riesce a realizzare qualcosa di proficuo. Certo. Faccio un esempio, se posso. Prego, prego. Proprio oggi leggevo il bando di utilizzo praticamente dell'area dell'aviocampo, che finalmente è stato pubblicato sul sito del comune. E sinceramente sono rimasta un pochino delusa da il tipo di fruizione che viene prevista. In particolare mi riferisco, non so, alla società di rugby, per esempio, anzi all'associazione di rugby che aspetta un campo da 13 anni, a cui è stato proposto, diciamo, prima l'area Gotti, poi non se n'è fatto niente, ora sembrava che con l'aviocampo si potesse fare qualcosa, e tuttavia in questo bando si evince chiaramente che a fronte di un affitto, diciamo, annuale di 100 euro, che può essere anche simbolico, sì, voglio dire, però tutte le strutture che sono necessarie all'utilizzo di questi campi, nonché la perimetrazione proprio dei campi, sono a carico dell'associazione. Ora, bisogna un attimo capire questa cosa, nel senso che in questo modo tu svuoti, in sostanza, quella che è la possibilità di usufruire effettivamente di questa opportunità, nel senso che è vero, come diceva il presidente, insomma, Vespini dell'associazione di rugby, che chi ha fame, voglio dire, gli va bene anche un panino, però è anche vero che nel momento in cui apri una possibilità bisogna che la rendi veramente attuabile, cioè che favorisci in concreto la possibilità per queste associazioni sportive di dare la loro opera nel territorio, perché ricordiamoci che lo sport è anche un fenomenale strumento di recupero sociale per tantissimi ragazzi. È stata proprio la Ambra Polesel, l'attuale presidente della società Nottoli, a raccontarmi la storia di un ragazzo che attualmente è stato arrestato, uno che faceva parte di questa baby gang, insomma, che ha creato questi disagi al Quadrilatero, e che ha una storia agghiacciante alle spalle di diciamo tragedie familiari, di abbandono da parte evidentemente di tutta la città e dei servizi sociali, perché non ha avuto aiuto. La madre si è ritrovata da sola con 3 figli, e questo ragazzo ha dovuto seguire il fratellino per tutta la sua adolescenza, diciamo così, e ad un certo punto ha fatto delle scelte sbagliate, potendo, diciamo, invece proseguire, diciamo, come istruttore all'interno delle piscine. Ora, cioè, intercettare quei disagi lì sul nascere significa avere un arresto di meno domani. Quindi attenzione che, cioè, non è che chiedono un favore le società sportive, rendono un servizio al territorio, a tutta la comunità, quindi dargli effettivamente in concreto delle agevolazioni che non siano solo ti do uno spazio vuoto, facci le cose, anche perché la concessione è di 5 anni e dopo è rinnovabile, ma anche no, però voglio dire, se uno deve costruirsi la clubhouse, il campo, le tribune, gli spogliatoi e dopo 5 anni non è neanche certo che gli venga rinnovata la concessione, capiamo bene che è un intervento talmente oneroso che uno magari ci pensa bene prima di farlo. Quindi attenzione, perché quando diamo le possibilità a livello amministrativo bisogna che siano concrete, bisogna che siano veramente delle possibilità, non solo per dire che gliele abbiamo date. Se posso, voglio ricollegarmi un attimo. Le società sportive sono delle essenziali fonti di aggregazione educative. Però hanno tutte quante un grosso problema, almeno qui nel locale, non sono società opulente, hanno bisogno di fondi. Noi dobbiamo essere bravi
nel trovare questi fondi non semplicemente per farle sopravvivere, ma per farle evolvere, perché sono un investimento. Sulle società sportive, qualunque esse siano, bisogna investire. Anche perché poi possono portare ricchezza, voglio dire, Certo. cioè ci sono tanti circuiti sportivi di livello nazionale o internazionale a cui si può aderire e che possono anche portare proprio dei fondi poi, federazioni eccetera, però nel momento in cui tu dai degli standard minimi almeno di struttura, voglio dire, allora sì che riesci ad intercettare tutto un circuito che ti porta visitatori, ti porta turismo, diciamo così, ti porta un indotto anche che consuma, perché poi vengono a mangiare, vengono a pernottare, quindi voglio dire che investire da una parte comporta poi un ritorno dall'altro. Certo. Parliamo ora di decoro urbano, che sappiamo essere un tema caro alla vostra lista, come poi è emerso insomma nel dibattiti delle presentazioni di tutte le altre liste, un po' di tutte le coalizioni, il tema del decoro urbano. E proprio nei giorni scorsi la candidata sindaca ha girato un video in centro città che ora vediamo e poi commentiamo insieme. Buongiorno cittadine e cittadini, adesso vi mostro cosa intendo per mancanza di cura. Qui siamo in pieno centro, questa è la posta principale, centrale, e questo è il marciapiede. Le piastrelle staccate da anni e anni, tutto sporco, infatti stamattina, come ogni domenica mattina alle 9, ci siamo ritrovati con una squadra di Rete Civica a prendere sui rifiuti. Un'altra buca, qui se passa una persona anziana si sfrantuma. Pieno centro cittadino. Non benissimo. Ecco, cosa ci dice Luisa? Male al cuore, tanto male al cuore. Beh, quella mattina ci eravamo riuniti appunto con la squadra di Rete Civica, come ogni domenica, appuntamento alle 9 al ponticello dell'Atletica per ripulire insomma il secondo tratto del Meschio dopo la domenica precedente, e andavamo ai giardini perché c'era il gazebo, quindi ad incontrare i cittadini. Ci siamo fermati sotto il parcheggio, quello retrostante le poste, gestito mi pare da Abaco, e lì abbiamo trovato veramente l'incredibile. Siamo stati penso mezz'ora a pulire questo ed è stato abbastanza incredibile perché il parcheggio in realtà è stato anche valorizzato con delle, potrei chiamarle delle opere d'arte, mi verrebbe da dire dei graffiti anche lodevoli. Ce n'era uno meraviglioso con la Rita Levi Montalcini che diceva dobbiamo avere il coraggio di ribellarci, e questo ribellarci a me ha fatto tanto pensare perché spesso lo associamo a qualcosa di violento, ad una rivoluzione, ma può significare anche in un qualche modo letteralmente tornare al bello, no? Ed effettivamente è quello che cerchiamo di fare come Rete Civica, prenderci cura della nostra città, soprattutto gli angoli più abbandonati. Ad un certo punto sono arrivate alle poste e mi aspettavo, per le recenti anche dichiarazioni così di un altro candidato a sindaco, che fosse stato riparato, e ero lì che esultavo all'idea, no? E invece evidentemente è stato riparato solo un'area, insomma, davanti al comune, e lì me le sono ritrovate di nuovo, e il mio primo pensiero è stato le persone anziane, che tipicamente, insomma, magari si recano alla posta, e caspita, lì c'è un pericolo reale, cioè veramente, ma ci vorrebbe niente, c'è stato il mio candidato consigliere Shakirowski, no? Che essendo appunto titolare di una piccola ditta di edile, mi ha detto ma io in mezz'ora qua te lo metto a posto. Il problema è che, come è stato per le scritte che hanno imbrattato la città di recente, occorre comunque un'autorizzazione pubblica per mettere mano, no? Certo. Perché sennò sei anche passibile poi di ammenda. Sanzione. E quindi noi veramente siamo qui che scalpitiamo, perché se fosse per noi saremmo già intervenuti, ma proprio da cittadini, mi spiego, cioè no perché siamo in campagna elettorale, ma proprio perché ci viene spontaneo fare qualcosa per la nostra città, ma ci sentiamo anche impediti nel fare questo. Quindi l'unica cosa che possiamo fare in certe situazioni, oltre a raccogliere i rifiuti, è proprio portare a conoscenza la cittadinanza attraverso questi piccoli video anche simpatici di quelle che sono le bellezze del territorio, ma anche le mancanze di cura.
Purtroppo. Il decoro urbano, se posso introdurmi brevemente, è il biglietto da visita di una cittadina. Se io entrassi in un negozio e mi accorgessi che all'interno ci sta la merce sparsa in modo casuale, alla rinfusa, e magari noto anche dello sporco in diverse zone, non sarei molto convinto di comprare, non avrei fiducia in quel negoziante. Ma se invece trovo un ambiente di tutt'altra fatta, disposto bene, pulito, profumato, con la merce esposta in un certo modo, con una certa cura, ecco l'altro termine fondamentale, allora il biglietto da visita di quel negozio sicuramente è positivo. Così vale anche per Vittorio Veneto. Voi non so se vi ricordate com'erano i giardini negli anni 80, quando ancora c'erano le voliere con i tordi e i merli all'interno. Erano signori giardini. Abbiamo sentito che insomma la domenica vi ritrovate per queste attività di pulizia, però ci sono state anche delle occasioni per incontrare i cittadini. Se non sbaglio, pochi giorni fa c'è stato un incontro pubblico a San Giacomo di Veglia. Non so se Della Coletta era presente oppure no. Quindi e passo allora la chiedo parola a Luisa. sì, Certo. e poi vi chiedo anche se ci sono dei prossimi appuntamenti già in agenda. Sì, allora, l'incontro è andato molto bene, oltre alle aspettative, perché sono intervenute tante persone, siamo stati veramente accolti benissimo, tra l'altro da Don Giulio, che ringrazio perché ci ha accolti proprio all'oratorio, quindi abbiamo anche avuto modo di toccare con mano le difficoltà, insomma, che vive la parrocchia per quanto riguarda il passaggio chiaramente dei mezzi pesanti di fronte proprio all'oratorio, e per quanto riguarda gli ultimi interventi, insomma, pubblici sull'area che in realtà poi si è rivelata essere appunto della parrocchia. E i cittadini ci hanno condiviso tantissimi disagi. C'è stata una signora, che saluto con affetto, che ci ha condiviso tutta una serie di risposte che ha avuto negli anni da parte dell'amministrazione. Gliene cito una. Praticamente lei ha la pista ciclabile davanti a casa e ha chiamato perché era pericoloso per lei uscire da casa, sostanzialmente, perché se intercetti una bicicletta, insomma, e praticamente chiedeva l'installazione di uno specchio di quelli appunto per vedere, e l'amministrazione, proprio cioè testuali parole, le ha risposto che se lo mettesse lei. Risposta sbagliata, secondo me. Mi è capitato per esempio un'altra persona che mi ha riferito che di recente dei genitori di una scuola, che non nomino insomma per riservatezza, hanno chiamato l'amministrazione per sollecitare lo sfalcio dell'erba nel parchetto della scuola, perché dovevano fare una festa di fine anno, e l'amministrazione ha risposto che non c'erano più fondi, che avrebbero dovuto fare un'altra variazione di bilancio. Ma voglio dire, gli sfalci sono normale amministrazione, cioè se io fossi il sindaco sarei andata col decespugliatore, col trattorino, l'avrei segata io. Cioè sono proprio quelle cose che dici, ma che risposta è? Cioè ti chiama un cittadino in comune e tu gli rispondi così? No, non è possibile. Quindi insomma ci sono state veramente tanti interventi che mi hanno fatto molto piacere, dalla situazione della viabilità. Peraltro è intervenuto anche l'ingegner Bortolot, che ringrazio tantissimo, perché ci ha dato anche una visione più ampia anche della storia proprio di San Giacomo e degli interventi, ed è emersa chiaramente la necessità di limitare la svolta ai mezzi pesanti di fronte alla parrocchia, ma quindi anche di trovare un'alternativa chiaramente agli autotrasportatori, perché d'accordo tutelare chiaramente i cittadini di San Giacomo, però non puoi neanche impedire ai trasportatori di lavorare o aggravare troppo il loro lavoro, e di conseguenza ci mostrava come sarebbe possibile proprio unire il Menarè e la via Isonzo sostanzialmente con un passante, con una strada passante. Però nel tempo è andata avanti l'urbanizzazione dell'area, quindi in questo momento ciò che poteva essere fatto magari 20 anni fa senza grossi aggravi per i cittadini, in questo momento comporta per esempio degli espropri necessari, eppure quello è una delle soluzioni non solo necessarie, ma direi urgenti, proprio per risolvere un problema annoso. Ma per dire, più aspettiamo
e più le cose poi diventano difficili anche da essere prese in mano, quindi certe cose bisogna farle veramente subito. Quindi siete stati a San Giacomo, prossimi appuntamenti in agenda? Allora, per esempio vogliamo incontrare i cittadini di Ceneda, quindi sui nostri social prossimamente avrete la data, nel senso che stiamo cercando proprio la sede opportuna e la data più consona. Sì. Un'altra idea che avevamo avuto domani sera è di incontrare i cittadini all'Osteria Pontavai, quindi zona Meschio, e adesso dobbiamo confermarlo domani mattina, ma è molto probabile che riusciamo ad attuare questo. E poi vorremmo in realtà andare anche proprio in modo informale, estemporaneo così, in Valle Apisina, perché ci terrei moltissimo ad incontrare anche gli abitanti della Valle Apisina, e a Formeniga, e sperando insomma di intercettare anche altri comuni, diciamo un pochino più, altri quartieri un po' più decentrati. Che dicevi tu, sì, ormai l'orario si fa sentire. Vittorio Veneto è molto lungo. Sì, è il comune più esteso della provincia. Guardi, quindi... a noi... esteso e il più cementificato. Sì, è vero. La cosa che ci fa più piacere in realtà è proprio parlare con le persone. Il problema è che è una corsa contro il tempo. Cioè, io nonostante praticamente ultimamente non abbia una vita, tra un po' la mia famiglia penso che chiami chi l'ha visto, però nonostante questo stiamo cercando di fare di tutto per andare da chiunque, e il problema è che le elezioni sono dopodomani, quindi non è semplicissimo raccogliere. Noi chiaramente stiamo parlando anche con dei portavoce, diciamo, di queste comunità, però incontrarli dal vivo... Non è mancata considerazione dei cittadini periferici. No, assolutamente. È proprio alcuni li ho raggiunti anch'io di persona. Bravo, cioè in realtà stiamo andando da tutti attraverso proprio la nostra squadra, però diciamo che un vero e proprio confronto con la candidata sindaca e la lista, insomma, li stiamo organizzando, nonostante, ripeto, sia veramente una corsa contro il tempo. Abbiamo ancora 4 minuti, 2 domande da casa. La prima la faccio a lei della Coletta, quindi una risposta flash. Siete d'accordo sulla realizzazione di un nuovo casello autostradale ad altezza di Scomigo a servizio della zona industriale di San Giacomo di Veglia? Ma è un punto nel programma, quindi sì. Poi bisogna, attenzione, bisogna vedere se si può. Chiaro. E in che termini. Sì, perché parliamo sempre a casa degli altri autostrade. Faccio un piccolo inciso. I nostri sono punti programmatici suscettibili anche di modifiche. Non sono delle fissità, delle entità statiche, sono delle cose che abbiamo messo in programma e che intendiamo magari affrontare, vagliare, ma non sono delle promesse sottoscritte, per tanti motivi, uno dei quali è legato al fatto che non siamo noi attualmente in amministrazione, e quindi sicuramente qualche tassello ci manca, e questa è onestà intellettuale. L'onestà intellettuale prevede che noi diciamo anche le cose che non ci piacciono. Questa è onestà di fronte al cittadino. Io non ho la bacchetta magica, non ho la conoscenza di tutto quello che si sviluppa nel comune, perché non c'è sempre trasparenza tra amministrazione e cittadino, senza voler accusare nessuno. Bisogna verificare, e questo promettiamo di farlo, una verifica attenta della tematica e un vaglio diciamo molto ponderato della situazione. Camatta, altra domanda da casa, risposta flash. Lei è il volto nuovo di questa campagna elettorale. Come sta vivendo questa avventura? C'è qualcosa che l'ha stupita e che non si aspettava? Io la sto vivendo molto bene. Anzi, devo dire che sto cominciando a divertirmi, nel senso che è molto bello incontrare le persone, è molto bello studiare tutti gli incartamenti, diciamo così. Sono diventata un po' un topo di biblioteca, nel senso che proprio voglio andare a fondo delle questioni, quindi mi studio proprio le carte, anche se a volte sono molto tecniche. Per fortuna ho una squadra anche di persone, insomma, qualificate, che mi danno una mano anche a capire le questioni più complesse, e mi piace proprio spulciare tutto quello che posso. Quindi in realtà per me è proprio vita questa situazione. Quello che mi ha stupito in positivo
è il tipo di accoglienza della gente. Io non me l'aspettavo, nel senso che pensavo di essere trattata un po' come Cenerentola, diciamo così, e invece c'è un grandissimo calore da parte delle persone che incontriamo, che proprio si sentono valorizzate, ascoltate, e questo veramente mi onora profondamente perché non è scontato. E perciò le posso dire che in realtà mi piace molto questa nuova situazione, sì. E allora la domanda canonica che mi ha già anticipato all'inizio, per riassumere, ecco, ai nostri telespettatori di casa, cosa dire? Perché votare Luisa si fa Camatta? anche già Allora, la domanda. mi rivolgo a tutto l'elettorato, facendo presente questo: non è sufficiente per amministrare una città avere esperienza, serve una buona squadra, ma soprattutto serve anche qualcos'altro. Faccio una piccola parentesi: non so se avete mai osservato che in talune discipline ci sono persone di grande esperienza che fanno la stessa cosa per molti anni, poi arriva un talentuoso e li supera in breve tempo. Perché li supera? Perché appunto è un virtuoso, è un talentuoso, è un amministratore, un politico serio, deve avere queste virtù. Le deve possedere. Un politico deve possedere virtù morali e tante idee. La cosa che deve aver molto chiaro però, perché c'è sempre tante idee, perché c'è bisogno tante volte di un piano B, di un piano C, di un piano D. La cosa che deve aver chiara è l'arte dialettica e maieutica, se vogliamo, per estrarre l'idea più proficua, l'idea più intelligente in quel momento, l'idea moralmente più corretta, che riesca ad accontentare e a servire la maggior parte dei cittadini, e soprattutto del bene comune. E questa figura, che ha queste caratteristiche, è Luisa Camatta. Vogliamo cambiare la classe dirigente e dare spazio anche ad altre figure? Bisogna votare Luisa Camatta. Grazie allora a Mauro Della Coletta e a Luisa Camatta qui stasera in rappresentanza di Rete Civica per Vittorio Veneto. E vi ricordo poi l'ultimo appuntamento di questa presentazione delle liste con la città che vorrei, lunedì 3 giugno. Inizieremo alle ore 21 con Rete Civica per Vittorio Veneto, con la candidata sindaca Camatta e Michele Bastanzetti in studio. Seguire alle 21:45 il Partito Democratico con Barbara Denardi e Fabio Braido, e chiuderemo con l'ultima lista alle 22:15 Vittorio Vive con Mario Darè e Michele Arvizzigno. Questo è tutto, poi vi anticipo che ci sarà come sempre la diretta dello spoglio, quindi il 10 di giugno, lunedì 10 giugno, a partire dalle 14 ci sarà la diretta sulla Tenda TV con Federico Campodall'Orto, che ringrazio perché come sempre è alla regia della città che vorrei. Grazie e buonanotte, a lunedì.